Buongiorno Notizia. Le 8:49, quello di oggi è un giorno particolare per i Vigili del Fuoco di Catania che saranno in sciopero alle 9, quindi tra pochissimi minuti è previsto un sit-in presso la sede centrale, poi un'ora dopo alle 10 un corteo che partirà proprio dalla sede centrale per raggiungere Piazza Università. Per parlare di questa vicenda, lo sciopero dei Vigili del Fuoco a Catania, noi abbiamo oggi ospite in studio Carmelo Barbagallo, coordinatore regionale USB, e Carmelo Nasello dei precari Vigili del Fuoco. Con loro parliamo proprio dei motivi di questa agitazione, di questo sciopero, cosa succede a Catania ma non solo. Carmelo Barbagallo. Sì, buongiorno a tutti i telespettatori. Oggi finalmente uno sciopero unitario a Catania per rivendicare le annose criticità che ha il nostro territorio siciliano, ma soprattutto, ripeto, quello etneo, che nell'anno 2018 ha visto tantissime emergenze e poche risposte esaustive da parte sia della politica che anche dell'amministrazione stessa. Quindi uno sciopero non soltanto della vostra sigla, ma di tutte le sigle sindacali unitariamente. Oggi scenderemo in piazza con questo sit-in davanti alla sede centrale. Quanti sarete? Io penso più di 100 oggi. Oggi ci sarà una massiccia folta delegazione, perché siamo veramente stanchi delle pacche sulle spalle. Se le pacche si fossero trasformate in economie, oggi parleremo di economie alla Steve Jobs, no? Del compianto Steve Jobs, di quante pacche hanno promesso. Ecco, sono tanti i problemi che voi segnalate e lamentate, che avete racchiuso anche in un volantino. Vogliamo ricordarli velocemente? Sì, sono soprattutto il sottodimensionamento del comando di Catania. Sono 128 le unità che mancano, mezzi veramente obsoleti allo stato bradipo, ormai non reggono più manco in piedi, e quelli che arrivano sono senza attrezzatura che il comando si deve adoperare per poter fornire, e non sono, negli alloggi vanno attrezzature che non dovrebbero starci, perché non sono quelle idonee a quei mezzi che vengono consegnati dall'amministrazione. Poi parliamo delle attrezzature stesse che sono vecchie, parliamo della nostra formazione, che non possiamo più formarci perché essendo in pochi non possiamo essere estrapolati. Il distaccamento di Palagonia pronto, è in attesa che arrivino quelle 28 unità per poterlo aprire, e tantissimi altri sono i problemi, come anche le strutture stesse. Ricordiamo che il mese passato all'interno della sede centrale è crollato un soffitto e solo il caso ha scongelato la tragedia. Ecco, ieri i Vigili del Fuoco sono stati protagonisti anche in TV, abbiamo visto sul report in Rai, si è parlato tanto di mezzi, di emergenza, ci sono stati anche interventi dell'USB, siete stati anche in qualche modo accusati, no? Esattamente, proprio dal nostro capo del corpo che ha detto che noi dovremmo avere più cura dei nostri mezzi. Però io vorrei puntualizzare che se girassero tutti i comandi d'Italia e venissero sulle partenze con noi, sicuramente avrebbero un'idea ben differente da quello che pensano. Quindi i mezzi sono curati da parte vostra? I mezzi non sono curati, ma purtroppo non si possono curare perché hanno veramente una vetustà. Oggi, quando sono entrato in caserma, c'era un mezzo messo fuori servizio che perdeva acqua da tutti i lati, e i buchi che aveva questo mezzo non si potevano contare. Tra poco torneremo a parlare dello sciopero che tra pochi minuti partirà. Intanto con Carmelo Nasello vogliamo parlare invece di una bella notizia, perché ci eravamo visti mesi fa per denunciare il vostro stato di precari da ormai decenni. Adesso c'è una buona notizia. Quale? Sì, finalmente è uscita la nostra graduatoria. Sì. E pare che i primi 400, non pare, è certo, perché già verranno messi in servizio. Verranno messi in servizio, non in servizio, verranno provati la loro idoneità. Ecco. Quindi a ottobre partiranno, diciamo, dal 1 luglio al 10 luglio i primi 400 verranno provati. Questo per una stabilizzazione, questo, no? Per la famosissima stabilizzazione in la quale noi abbiamo lottato. Quanti siete precari che attendete la stabilizzazione? Esattamente, siamo quasi 9.000, ne mancano pressappoco un 40 per raggiungere 9.000. Quindi è stata fatta questa graduatoria, c'è speranza adesso che piano piano verrà smaltita. Ecco, noi oggi scenderemo anche noi a fianco, proprio per cercare di far capire che noi possiamo risolvere parte di queste problematiche, come carenza di mezzi e come, diciamo, anche potenziare l'organico in qualche modo. Con la reinternalizzazione, per esempio, che è una cosa che mancherebbe e potrebbe dare un grande respiro a tutti i comandi d'Italia. Da quanti anni lei è precario? Appena 29. Quindi è una cifra che lascia dire tutto. Ecco,
Con Carmelo Barbagallo torniamo per concludere parlando di questo sciopero. Tra pochi minuti vi lasciamo al vostro impegno, vi rivedrete in sit-in davanti alla caserma, no? Poi cosa succederà? Poi alle 10 partiremo per un corteo fino a Piazza Università. Voglio puntualizzare anche che siamo senza copertura INAIL, cioè se ci facciamo male ci dobbiamo andare a pagare le spese sanitarie. Questa è una cosa veramente scandalosa che vorremmo che si risolvesse nella maniera più celere, perché se ci facciamo male dobbiamo avere paura di non poter tornare più in servizio, perché si allunga la carriera, se ci va bene, fino a 67 anni e perdiamo tantissimi diritti e tantissime economie. Questa è una cosa che non possiamo più accettare. Avete chiesto anche solidarietà e partecipazione alla cittadinanza, no? Aiutateci a manifestare, ad aiutarvi. Assolutamente, è cose che già abbiamo fatto anche in passato. Speriamo che oggi veramente ci sia una folta delegazione sia di Vigili del Fuoco che anche di popolazione che ci dia supporto. Un'altra cosa che voglio puntualizzare, tornando indietro, è che se veramente dobbiamo avere cura dei nostri mezzi, noi come sindacato e a tutela dei lavoratori, da oggi in poi diremo agli autisti che se il mezzo non è efficiente al 100%, questi mezzi devono essere messi da parte, a rischio che le squadre di soccorso non arrivino anche perché ormai la stagione calda è arrivata e quindi il vostro lavoro inizia a farsi duro, no? Esattamente, le convenzioni boschive partiranno il 13-15 luglio fino a settembre, ma sempre con lo stesso personale. Noi lasciamo ai loro impegni Carmelo Barbagallo, coordinatore regionale USB, e Carmelo Nasello, precari dei Vigili del Fuoco. In questo caso Carmelo Nasello ci ha portato una buona notizia. Con Carmelo Barbagallo magari ci rivedremo più in là per fare un bilancio di questo sciopero. In bocca al lupo per le vostre richieste. Grazie. Buongiorno Notizia prosegue, ancora tante notizie e approfondimenti, restate con noi.